Partite anche le atlete di questa batteria ed è all'esterno ora resiste Ceroni, ma all'esterno rinviene e va a chiudere l'atleta dello Skating Club Rovigo Oprea in 18.861. Erano tutte vicinissime. Io per dire che chiude il dip o no? Partite del Dascia che si presenta in testa. Allora l'atleta del pattinaggio Legnago viene attaccata ora all'esterno ma resiste e va a chiudere in 18.331 e siamo all'ultima batteria con Caterico Venezia, Balaustra, Francesca, Skating Club Rovigo. Sarà in barca. Non sei brutto. Non sapevo. Come in campo, non andare col caso, io sempre non Partita l'ultima batteria, vediamo l'atleta del gruppo Cosmo Ale in testa. Ha subito guadagnato margine rispetto alle altre e va a chiudere numero 52 Masi 17.686. Masiero Borin Baldan Schiesaro. Sempre bambini. Sì, Gruppo Cosmonuale, la Vangalina Menà, Hockey Pattinaggio Padova, Skating Club Rovigo sono partiti. Dell'atleta del gruppo Cosmonuale in testa Gabriele Masiero, all'esterno viene attaccato il Rovigo ed è photo finish. E allora il numero 60, ma non è il 60, l'80, Schiesaro, Skating Club Rovigo. Zocca è passato per primo, 19.484 il tempo di Zocca. Previato Marchetto De Carli Biolo. Partita la penultima batteria dei giovanissimi per questa 100 metri sprint ed è Previato che si presenta sul rettilineo d'arrivo, viene attaccato, resiste Previato e va a chiudere in 18.328. Partiti, ora vediamo la corda e Presti che esce per primo, si presenta sul rettilineo d'arrivo all'esterno, l'atleta dell'Ante cercato anche l'atleta del gruppo Cosmonuale, ma è Presti che si allunga e va a chiudere in 17.475. Sono partite Vedi quella lì che è seconda? dell'atleta dell'hockey pattinaggio Padova in testa. Troniato seguita da Agdid. Ed è Troniato che va a chiudere in 25.316. Pattinatori Spinea Polisportiva Casier. Partite
ed è all'esterno. Capovilla. Vai Aurora! Capovilla. Vai Aurora! All'interno l'atleta dello Skating Club di Rovigo con Capovilla che va a chiudere. Allora sono partiti. Ed è subito Chiesaro che si porta in testa. Eccoli ora sul rettilineo opposto a quello d'arrivo. Ancora in testa Chiesaro e Luca ora il rettilineo d'arrivo, suono della campana al passaggio e ultimo giro. Chiesaro seguito da Bellinaso, si fa sotto l'atleta dell'Alte Cercato. Chiesaro, Bellinaso, poi Sbrotti con Chiesaro che mantiene la prima posizione. Dai Milo! Dai Milo! Dai! Vai Gabri, vai! Chiesaro, Vai che sei arrivato! Vai Vito! Vai amore! Chiesaro davanti a Bellinaso, poi l'atleta della Valgadina della Bordina al terzo posto. Abbiamo ancora atleti in gara che devono terminare. Partita la seconda batteria. E allora Presti, Maggio, Coletto. Ora Maggio all'interno si porta in prima posizione, seguito da Presti, poi Coletto. Eccoli sul rettilineo, al passaggio suono della campana e ultimo giro. Maggio, Presti, Coletto, poi il Rampazzo, poi Previato e via via tutti gli altri, posizioni abbastanza consolidate con Maggio in testa alla gara. Attenzione, Maggio perde un passo sulla curva, resta saldamente al comando e va a chiudere a bocca aperta davanti a Presti, poi Coletto, poi Rampazzo, poi Zocca, poi Previato. Ed eccolo qui anche il piccolo Marchetto e via via tutti gli altri, bravissimi. Fermarsi. Per te sei. Ho detto ha suonato di locale. Non so se c'è stato un problema con quest'altro, una falsa su una 1000.
qui la mettono sul ritmo, si guardano, la mettono un po' tattica, ma ricordo che la gara è contro il cronometro, non si può mettere tanto tattica. Intanto Diop si porta in testa, seguita da Paolotti. Gloria a te. Vai Marde, Giorgia, via! Sul rettilineo di arrivo il gruppo si apre a ventaglio, vanno a cercare le posizioni di testa con Bozza che si è portata al comando, seguita da Paolotti. Bozza, Paolotti ora all'interno, le atlete del gruppo Cosmo Noale vanno a prendere la prima e la terza posizione perché Paolotti reagisce. Ha passato Giorgia, non mollare! Io ho andato dritta. ed è Zoccarato in testa al gruppo, seguita da Paolotti. Zoccarato, Paolotti, Turri, queste le prime posizioni, poi Bozza, poi Corrò, sono tutte lì con Paolotti che si bellissima, è un testa a testa ed è Marco che me lo dice perché io non l'ho visto chi l'ha vista questa gara. Se non vede lui, La numero 76, quindi Paolotti riesce al photo finish a vincere questa 1000 metri categoria esordienti, anche l'ultima gara di questo campionato regionale veneto per la categoria giovanissimi ed esordienti, e si porta in testa al gruppo Zambon. Dai, vai piano. Zambon a guidare il gruppo che dietro di lui in fila indiana. Dai ragazzi, superate! Ancora in testa l'atleta del Skating Club Rovigo. Dovrebbero vincere Ed è ora un suo compagno di squadra a lanciare l'azione, ma se non sbaglio Gorin si è portato in testa per i pattinatori Spinea. te ne stai! Affronta la curva che lo immette sul rettilineo d'arrivo, al passaggio, suono della campana, ed è Gorin che lancia lungo e lungo questa volata. Gorin